Saluto a tutti, compa qui in paese di Avinsulasca in Casinca, ultimo scontro, maridroa un insegnante di lingua corsa originaria di sto paese, di Andiolina Antonetti. RCFM e Campa Qui. Avamia io uso di Lantonetti, avamia di Vancalari, di una famiglia che è conosciuta qui in Casinca, ben sull'Asca, la sicura, ma anche al di là in Casinca, tutto il mondo quando andiamo a Lantonetti, tutto il mondo sa i Vancalari, e poi di noi, di l'Orlando, dunque un'altra famiglia di paese. Qui di Wab, Berte Badarna, ben sulla Schese, e Berdi Mamma, di San Lorenzo, dunque c'è quantunque una certa leadra sui paesi e parecchie famiglie sono cruciate tra ben sulla Schesi e San Lorenzo. Dopo Uacu è quella dall'Università di Corti. A principio volevo aperta a fare studi di psicologia, mi pare interessante, ma giulia a parte non era mica possibile per me, donc ci ero jung e giunta a questo, donc bon, mi sono iscritta in studi corsi e si è fatta di maniera base naturale, a sortita di aligenza, mi sono iscritta all'UFM a Lebiga, ho approntato la pesca, ho già subito. Sono stata mandata in collegio a 21 anni, ho già una pesca nel 2003. Voilà, e da poi dunque ho insegnato una quindicina anni in collegio e in liceo, parecchi, non circonda, ho cominciato un po' e poi dopo piano piano mi sono avvicinata. Ho fatto a Valagna, tutta la Biadia, a Bastia. C'è una ricchezza, voilà, da imparare da persone differenti, di modo così. E poi dopo ho avuto l'occasione di girare all'università, all'INSPE, dunque una componente dell'università che forma i maestri, i professori corsi e i maestri bislingui e dopo insegno sempre questo. Allora, l'impegno associativo, giovane, una ventina di anni, abbiamo cominciato con gli amici di un paese per fare un associo. Stavamo dunque dai più anziani per cercare di rinvivere a Penuccia, di mettere appena in vita nel paese, perché avevamo appena spento, dunque abbiamo rilanciato a Zarocco, che era la vista più maggiore, mica la vista padronale, perché la vista padronale è Santa Lucia, ma come le di dicembre. Dunque da oggi abbiamo fatto feste, serate, grosse serate, concerti, comptoir, ballate, eccetera. Parecchi anni non so soggio, non so più a Ugabo, sono giovane, ma siamo sempre impegnati a dargli una mano e a partecipare a ciò che si passa. Ha partecipato durante parecchi anni di noi alla soggio di Avire di Zambranca, quando Gaste la Resi hanno fatto un giro di Agazinca per cercare di rilanciare Aviera e di fare una Aviera biewana e dunque era stata una riuscita a Lebiga. Voilà, dunque ha durato una decina di anni, direi assai impegnata, ma Cuba di aperte i cavalli, c'erano gli animali, avere Zambranca che avere aviera tradizionale, dove si brega, si canta, si veglia, si yoga e si compra di noi. E c'è una parte bella agli animali, c'è una vera, oggi è più una versura agricola e io mi occupavo, mica ora, ma mi occupavo dell'animazione in giro ai cavalli. E oggi dunque hanno aperto associativo, ci sono sempre appena, posto che intervengo in pratica lingua biadia, un'ora a settimana in due corsi di lingua per i principianti. E così compie così e compa qui in Avinsulasca in Casinca, a ringraziarvi e a presto. RCFM e Campa Qui.